Se siete utenti di vecchia data di questo canale, ricorderete sicuramente questo video qui in alto a destra, nel quale avevo accennato il concetto di liberismo. In questo video cerchiamo di definire bene la differenza tra liberismo e liberalismo, che sono due parole simili ma con un significato diverso. Anche se si tratta di due concetti diversi, hanno una matrice comune, la radice libero, ed effettivamente sia liberismo che liberalismo hanno in comune il concetto di libertà. Il liberalismo è un atteggiamento politico che trova il suo fondamento nel concetto, nell'idea che un cittadino debba essere libero di agire, ovvero il meno limitato possibile dal proprio Stato. In parole povere si deve interferire il meno possibile con l'esistenza delle persone. Uno Stato liberale, infatti, è uno Stato che tutela i diritti dei propri cittadini ingerendo il meno possibile nelle loro vite. Lo Stato deve favorire al massimo la libertà degli individui, ma al tempo stesso si vuole evitare, nella concezione classica del termine, che si accumuli troppo potere nelle mani di pochi. Quindi c'è anche la tripartizione dei poteri per evitare questa cosa. Come avevamo già detto in passato, la suddivisione deriva da Montesquieu ed è la ripartizione tra il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo. E qui si può aprire un'interessantissima riflessione sul fatto che il liberalismo può avere due concezioni al suo interno: la libertà dallo Stato e la libertà tramite lo Stato. Nel primo caso, a differenza dei regimi totalitari che impongono un certo comportamento ai propri cittadini, abbiamo dei cittadini che sono liberi di esprimersi in qualunque modo loro vogliano. Nella seconda concezione, invece, il ruolo dello Stato è di consentire al cittadino di esprimersi in maniera libera. Lo Stato quindi è uno strumento, un mezzo tramite il quale si consegue un certo fine. Questi aspetti sono interessantissimi perché se da un lato i liberali dicono che lo Stato deve intervenire il meno possibile nella vita dei cittadini, deve essere minimalista, dall'altro dicono che lo Stato deve intervenire per tutelare la libertà delle persone e i diritti fondamentali. Mi rendo conto che queste due dimensioni possono essere molto discordanti tra di loro, possono essere in contrapposizione, e questo lo capiamo benissimo in questo periodo, perché ad esempio c'è stato il lockdown in Italia, abbiamo avuto un periodo nel quale dovevamo per forza stare a casa e quella di fatto è una libertà di movimento mancata. Lo Stato non ha tutelato la libertà di movimento, ma dall'altra lo Stato ha deciso di tutelare la libertà alla salute delle persone. Quindi le due cose collidono un po'. Trovare un confine tra la dimensione della libertà delle persone e la dimensione della tutela dei diritti delle persone è molto difficile, e a riguardo vorrei che mi faceste sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. È stato meglio privare le persone della libertà di circolare liberamente, oppure è stato meglio togliergli questa libertà per tutelare il diritto alla salute? Dopo aver definito quindi che cos'è il liberalismo, passiamo al liberismo. Il liberismo è un concetto, un modello economico, quindi non più politico, che si basa sulla libera iniziativa delle persone. In poche parole, l'individuo deve avere campo libero per cercare di produrre e lo Stato non deve avere nessuna ingerenza nel limitare la sua libertà di produzione in alcun modo. Il liberismo comporta che lo Stato sia uno spettatore dell'economia, non intervenga mai, e tutte le volte che pensiamo al liberismo sicuramente pensiamo a un filosofo scozzese in particolare che è Adam Smith. Questi sosteneva che non ci fosse mai bisogno che lo Stato intervenisse nel mercato per il semplice motivo che il mercato si autoregola, riesce a gestirsi da solo in autonomia. Per essere molto più evocativo ha inventato la cosiddetta mano invisibile, che è quella mano che quando trova uno squilibrio nel mercato tra domanda e offerta, rimette tutto in equilibrio come era prima. Chiaramente le idee del liberismo sono state superate da parecchio tempo, si sono create tante linee di pensiero differenti a partire da questa, ma non è questo il video nel quale ne parleremo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video di questo tipo nei quali spiego queste altre correnti. Per commentare queste idee possiamo nuovamente fare riferimento alla situazione attuale, in particolare ai prezzi di mascherine e disinfettanti per le mani. Secondo Adam Smith, semplicemente il mercato si autoregola, quindi non c'è bisogno dell'intervento dello Stato per raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta. E intendiamoci, non sbagliava, è assolutamente vero. Aumentando la richiesta di mascherine e di gel igienizzanti per le mani, semplicemente il prezzo sarebbe salito fino al prezzo di equilibrio, si sarebbe creato un nuovo equilibrio. Effettivamente così. Il vero problema in questo caso è che il nuovo equilibrio non è positivo per la nostra società,
e quindi c'è stato bisogno dell'intervento dello Stato per riportare l'equilibrio più in basso dove è più utile per la comunità. Questo si è potuto fare grazie a un calmiere dei prezzi, cioè lo Stato ha fissato un prezzo massimo per le mascherine, ad esempio. Ho parlato approfonditamente di questo aspetto nel video qui in alto a destra, vi invito a vederlo se non l'avete ancora visto, è uno dei video meno visti di questo canale, stranamente, quindi recuperatelo. Questo intervento artificiale è servito per migliorare la qualità dell'equilibrio. Noi sappiamo perfettamente che un equilibrio si sarebbe lo stesso trovato, ma abbiamo fatto in modo che lo Stato intervenisse per trovare un equilibrio più utile alla società intera. Io potrei stare realmente ore a parlare di questo genere di argomenti, quindi cerco di fermarmi qui alla definizione di liberismo e liberalismo. Fatemi sapere comunque se volete altri video a riguardo, perché io mi diverto tantissimo a scriverli. Prima di passare alla citazione economica di oggi, facciamo quindi un piccolo riassunto di quello che è la differenza tra il liberismo e il liberalismo. Il liberismo riguarda una corrente di pensiero economica, il ruolo dello Stato all'interno dell'economia, mentre il liberalismo riguarda lo Stato in generale, non qual è il suo ruolo nell'economia, ma in generale su tutto, non solo sull'economia. L'economia è una parte consistente della vita e va considerata con semplicità da una parte e consapevoli che rispondere alle questioni economiche vere è rispondere a questioni umane.